bentrovati a Edicola Friuli. Oggi venerdì 26 ottobre andremo a Basaldella, ma prima di metterci in marcia andiamo a sfogliare insieme il settimanale Il Friuli in edicola quest'oggi. Copertina dedicata alla politica e si fa un processo alla sinistra. Dopo 6 anni di costanti sconfitte, le forze progressiste soffrono ancora la sindrome balcanica, lotta di potere tra generali e truppa abbandonata a se stessa. Però se l'opposizione evapora è un problema per tutti. E poi all'interno focus dedicato al gioco d'azzardo, scopri se sei malato, un test che calcola il rischio di contagio del vizio del gioco, una patologia che continua a diffondersi e costa davvero caro. E poi dalle frecce tricolore a mecenate d'arte, la storia di Massimo Tamaro, ex capitano della PAN, e in questo caso ci illustra il suo progetto a Villa Santa Marizza. E poi dall'Olanda a caccia di operai, opportunità di lavoro a Pordenone, dove si selezionano i lavoratori per l'edilizia, un ottimo stipendio garantito, alloggio ma anche auto gratuita. Andiamo all'interno del settimanale per vedere che cosa dicono. La sinistra è dispersa in 1000 rivoli, in questo caso è Alessandro Di Giusto che ci guida all'interno di questa babele di partiti, miriade di sigle. Sono soprattutto gli eredi del vecchio Partito Comunista Italiano a essere i più divisi, mentre altre formazioni storiche come i Verdi rischiano addirittura l'estinzione. E qui vedete appunto questo focus grafico che ricostruisce un po' le varie spaccature e le storie della sinistra. E abbiamo sentito, per fare anche il punto della situazione, ma soprattutto fare un balzo in avanti e proiettarci nel futuro della nostra regione, naturalmente, il Cristiano Sciaurli, il futuro segretario regionale del Partito Democratico. Addio renzismo, si torna tra la gente. Abbiamo commesso l'errore di pensare che le riforme bastassero. E qui c'è l'intervista. Focus però anche sulla sinistra italiana al bivio, pronta ad andare per la sua strada, e come vi dicevo anche per i Verdi il sole non ride ed è un partito tutto da ricostruire. Cambiamo argomento invece perché Valentina Viviani ha fatto un po' i conti in tasca ai giocatori. In questo caso ogni giocatore brucia 100.000 euro. Si parla di gioco d'azzardo, di ludopatie, di dipendenze che costano davvero care. Martedì si terrà un convegno all'ospedale di Udine e qui c'è anche un piccolo test che potete fare per scoprire se siete malati di azzardo. All'interno del settimanale di questa settimana, appunto, anche l'inserto Family Salute. In apertura dolori cervicali, e qui l'articolo è interessante. Quando lo smartphone pesa troppo, chi l'avrebbe mai detto? Ebbene sì, stare col capo chino, fissare a lungo gli schermi portatili può provocare seri e soprattutto continui danni alla zona cervicale, e quindi occhio anche all'utilizzo che ne facciamo, soprattutto dal punto di vista anche della salute. E poi andiamo a vedere la pagina della cultura, in questo caso Andrea Ioime, liberi di essere eretici, Menocchio diventa un film. La vicenda del mugnaio di Montereale Valcellina ora approda sul grande schermo, è un esempio di come le lotte, rivolte e rivoluzioni siano parte integrante di questa terra che va oltre gli stereotipi. E qui appunto vedete alcune immagini della versione cinematografica di Domenico Scandella con Locandina e il regista Alberto Fasulo. E infine continuiamo il nostro viaggio alla scoperta delle inchieste e delle pagine del Friuli con un viaggio vero e proprio. Questa volta si va in India, Kashmir enclave pakistana e Ladakh, costola del Tibet. E qui vedete tante facce e tanti volti nel viaggio di Fabrizio Zanfagnini. All'interno del settimanale anche delle ricche pagine dedicate agli spettacoli. In questo caso andiamo a Trieste perché a Trieste è ai blocchi di partenza il Trieste Science Fiction Festival, che compie 18 anni quest'anno, e come scrive Andrea Ioime ci racconta anzi il futuro e ci porta nel futuro. Ci sono pellicole storiche, riflessioni sul destino della nostra specie, 3 concorsi e anche tante anteprime, a partire appunto dalla giornata d'esordio del film, che vedrà protagonista anche l'astronauta italiano Guidoni.
E poi Elisa, tutte le novità dei suoi diari aperti che esce oggi. Dulcis in Fundo invece, a grande richiesta, torna all'appuntamento con i programmi di Telefriuli e il palinsesto, con tutti gli appuntamenti da non perdere del nostro canale 11 o 511 per chi ci vede in HD. Questo è quanto. Dopo aver letto i giornali insieme, forza Tiziano, andiamo a Basaldella. Eccoci qui a Basaldella, vi avevo detto che avrei giocato in casa e ben volentieri. Siamo tornati a trovare Mabel e Roberta, che appunto hanno ereditato questa attività dalla famiglia e sono il fulcro del centro del paese. Buongiorno. Buongiorno, bentornati. Buongiorno. Allora, una cosa che mi incuriosiva e che Tiziano avrà sicuramente già ripreso è questa piccola porticina finestrella che c'è alle spalle del bancone e che dà direttamente sul marciapiede della via. Che cosa succede? No, è molto utile. Per esempio, quelle persone che sono veloci di fretta la mattina prendono il giornale o le sigarette, quello li serve da lì, è facilissimo. Anche bussano, altrimenti li guardiamo anche in sedia a rotelle, possono venire direttamente lì. Passeggini o chi ha il cane. Ma a parte che i cani possono entrare qua perfettamente. Però insomma è una comodità e un servizio insomma originale, ma È veloce anche, sì. voi siete sul territorio anche con le consegne a domicilio, insomma questo è un punto di riferimento per il paese, che è anche un paese che si è molto ampliato, no? Sì, certamente è cambiato tanto, arrivate molte più persone a vivere e noi siamo qua da tantissimi anni. Ha iniziato mio padre questa attività e poi noi anche con suo fratello. Luigino, giusto? Luigino. Oggi È una delle colonne portanti, perché chi viene qui sicuramente anche magari per caso, però sicuramente l'ha incontrato. Luigino è quello che poi si occupa direttamente anche delle consegne, no? Sì, ora è finito, adesso andiamo noi, però per tanti anni l'ha fatto, più di 40 anni. Sì, ma anche la gente li ha voluto sempre bene, perché abbiamo sempre quei clienti, storica. Quindi vuol dire insomma che se è così è una conferma non più di ogni altra, direi, no? Del buon rapporto, del rapporto umano ma anche professionale vincente. Certo, abbiamo passione di fare questo, veramente ci piace, lo facciamo proprio col cuore. Basaldella si presenta, specie in questa parte del centro, restaurato. Tu sei anche architetto, quindi insomma un parere anche da esperto. Basaldella insomma c'ha anche lei, come tutti i paesi insomma del Friuli, del Medio Friuli, anche lei le sue bellezze architettoniche, diciamo, anche se non sono grandezze, cose così, però le piccole case rurali, il tessuto urbano, tutte queste cose qua, insomma danno una connotazione a Basaldella insomma tipica dei paesi rurali del Friuli. L'amministrazione, per fortuna, in un certo qual modo sta cercando di recuperare determinate cose, determinate aree, insomma, determinate zone del nostro comune. E secondo me, insomma, in un certo qual modo, con tutte le difficoltà del caso, con tutte le difficoltà anche normative che ti impongono, diciamo, dall'alto, si sta cercando comunque di mettere ordine a una situazione, insomma, anche abbastanza confusionaria, tipica anche questa dei paesi del Friuli, no? Dei paesi rurali. Non poteva mancare uno sportivo, o meglio un tifoso e anche un abbonato di vecchia data, perché ricorre l'anno 1976 quando lei ha sottoscritto il primo abbonamento. Quando hanno aperto lo stadio Friuli abbiamo fatto l'abbonamento, ma però prima si andava al Moretti, perciò seguo l'Udinese dal lontano 54-53. Però insomma è un tifoso doc. E un giudizio, un voto alla squadra che stiamo vedendo in quest'anno? Qua è un punto di domanda grande, perché non capisco tutti questi acciacchi, cose da non credere che capitano da 5 anni a questa parte, con tanti allenatori sventagliati e via dicendo. È strano, molto strano, non si sa perché non fanno più
come si dice, attività motoria regolare, non capisco. Accanto a me la signora Paola, che ha aperto insieme al marito Roberto l'attività, l'edicola, all'epoca a San Sebastiano. Che anno era? 63. E poi vi siete trasferiti negli anni qua? Sì, abbiamo costruito qui, preso tutto qui e siamo venuti qui e di qui sempre per le case a portare giornali e dopo mie figlie a 14 anni già veniva qui e siamo ancora qui. Insomma, avete passato il testimone naturale alle figlie, insomma, Sì, no? Sì. È stato un ricambio generazionale. Senta, però le piace ancora l'ambiente? Cioè le manca il contatto col pubblico? O lavorerebbe ancora così? O... Sono sempre io che vengo qui perché il pubblico mi piace, ho imparato tanto col pubblico. Qui siamo in Via Verdi, che praticamente è a ridosso della piazza, ed è una zona densamente trafficata, in particolare nelle ore di punta. Insomma, qui non mancano anche purtroppo incidenti e anche gravi. Sì, c'è stato addirittura un mio cliente che in agosto è stato investito e è ancora in ospedale sulle strisce pedonali ed era proprio in mezzo alle strisce, è stato preso. Questa è una strada provinciale, so che il problema del comune non può far niente, non so chi, mi rivolgo appunto all'ente, ci dovrebbe essere un ente che vigila su questa cosa. Comunque la sicurezza qua non c'è, praticamente la sera attraversare la strada e anche di giorno è veramente un rischio. Io vedo certi anziani che fanno come i gatti, cioè saltano da una parte all'altra per evitare le macchine. È una situazione veramente caotica che va vista, insomma. Non so chi deve provvedere, però qualcuno ci sarà, no? Qui con noi abbiamo una cliente storica, ma anche un'attrice di teatro, vero? Sì, Come si chiama, signora? Io mi chiamo Giulietta, è il nome più romantico italiano, non ci si può dimenticare di me. No, ed è nella compagnia, come si chiama? Tomat, la compagnia Il Tomat. Che tipo di teatro? Amatoriale, un teatro amatoriale. Ma in friulano, in italiano? Quel e quels. Se cal capite. Sì, io sono più brava al furlan, mi viene più bene il furlan. Sono di contare le barzellette e di contare per furlan, sono di rabbiami per furlan. Per italiano non si può di rabbiami, no. E qua con Mabel e Roberta però non ci si può arrabbiare, mi pare, no? Però con loro si può arrabbiarsi perché sono sempre, anche con Sosio però, sono sempre disponibili, sempre gentili, sempre che Si sanno fare coi clienti, diciamo. sanno fare, sì, sono nate, proprio sono brave, belle e buone. Come sapete realizzo sempre un sogno da dietro il bancone delle edicole. Noi vi auguriamo un buon proseguimento di giornata. Edicola Friuli finisce qui e il prossimo appuntamento è sempre naturalmente il venerdì e andremo a Spilimbergo. Però a Mabel e a Roberta il saluto finale. Grazie di cuore, alla prossima, ciao! Grazie, arrivederci a tutti. Ciao, a presto!